Giornata storica per il comune di Megliadino San Vitale che con il progetto Luogo di Sport, indetto dal CONI nazionale, ha vinto in Veneto il progetto importante per rilanciare lo sport. Una giornata speciale per l'intera comunità che d'ora in poi potrà così dare il via alla nascita della prima polisportiva attraverso l'elargizione di un contributo economico e la consegna di materiale sportivo. Un concorso nazionale andato al comune padovano grazie al CONI Veneto che ha scelto Megliadino San Vitale, incuneata tra Este e Montagnana, individuando le potenzialità di questa realtà di 2000 abitanti, con lo scopo di favorire la nascita della polisportiva, ufficializzata dal CONI Veneto al sindaco di Megliadino San Vitale, Silvia Mizzon, durante la giornata all'aperto dedicata esclusivamente allo sport, che ha coinvolto tutti i ragazzi delle scuole limitrofe per una serie di iniziative appositamente allestite. Una giornata veramente speciale, il sole ha dato anche un po' di tregua perché c'era, ma era un po' coperto, quindi la condizione ideale. Tutti i nostri bambini riversati su questa pineta e su tutti gli impianti sportivi che circondano il nostro polo scolastico. Luoghi di Sport 2015, grazie al CONI e Regione Veneto abbiamo avuto la possibilità di promuovere lo sport e di avere anche la fornitura di materiale e formazione di 2 operatori che hanno potuto accompagnare i nostri ragazzi nelle attività sportive, tennis tavolo, piuttosto che calcio a 5, calcio a 11, la danza sportiva. Questa mattina in particolare abbiamo anche sperimentato e promosso altre attività sportive non collegate con una polisportiva che siamo andati ad avviare grazie al CONI, come il mini basket o il hockey su prato. Una bella esperienza, tanti bambini delle elementari, ci hanno raggiunto anche le scuole medie che hanno sentito questo rumore, questo divertimento vissuto e sentito molto bene e positivamente, e anche i bambini delle scuole della materna, quindi a 360 gradi le scuole sia di San Vitale che di San Fidenzio che di Santa Margherita d'Adige hanno risposto positivamente a un progetto veramente grandioso, bellissimo. Mi sono divertita anch'io, ho fatto anche tiro con l'arco, mi sono cimentata nel tennis da tavolo, purtroppo non sono riuscita a farne altri perché dovevo fare lo speaker della giornata, cosa che mi ha divertito particolarmente. Ho ricevuto un regalo, oltre che sì, il defibrillatore, la nostra comunità lo richiedeva tantissimo, ce l'avevamo anche ripromesso nelle campagne elettorali che si sono svolte l'anno scorso qui in paese, proprio perché ci sono delle associazioni sportive che gravitano in questo comune ma nessuna è dotata del defibrillatore. Adesso c'è l'obbligo di legge, iniziamo questa attività con questa nuova polisportiva, quindi siamo felicissimi e soddisfatti, quindi un'iniziativa meritoria anche per il riconoscimento che ci viene dato con la fornitura di un defibrillatore grazie al CONI. Chi potranno essere gli utenti della nuova polisportiva di Megliadino? Sì, la nostra polisportiva sarà sicuramente accogliente non soltanto per i ragazzi delle scuole e quindi più piccoli, ma anche per gran parte di una comunità che come gli adulti che vogliono magari cimentarsi nelle camminate. Abbiamo tanta campagna, tanti posti bellissimi, suggestivi, molti si organizzano senza avere il supporto di un operatore, quindi magari anche le camminate saranno organizzate e lì naturalmente ricomprende tante fasce di età. E anche il tennis da tavolo perché sono le persone più attempate che si cimentano piuttosto che i bambini piccoli, ma noi insomma puntiamo a tutta la comunità nel suo insieme. Ad accogliere la delegazione del CONI, composta del presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle, del CONI Padova Flaviano Burato, del segretario signora Francesca Grana, c'era la comunità formata da alunni, genitori, dal parroco Don Silvio, dal referente del CONI locale e dagli animatori per rendere omaggio a questo piacevole evento. Il benvenuto è arrivato con una performance dei giovani del comune che con una scenografica esibizione degli sbandieratori hanno catturato l'attenzione dei bambini presenti da Pollino di Mameli e quello del CONI a suggellare la giornata di festa per lo sport e per tutta la comunità. Cos'è il progetto Luoghi di Sport e perché è nato? È un progetto fatto a livello nazionale per portare lo sport in quei paesi dove manca, cioè dove non c'è nessuna società sportiva collegata al grande mondo dello sport, al CONI, alle federazioni. Certamente noi nel Veneto siamo i più fortunati perché nel senso oltre 1200 comuni, solo 19 non hanno una società sportiva. La provincia di Padova, solo Megliadino San Vitale non aveva la società sportiva perché si appoggiava ad altri comuni limitrofi. E allora siamo venuti qui a portare materiale sportivo, a portare operatori sportivi preparati in modo che anche in questa località molto bella, molto importante per noi, piena di vita, piena di bambini, abbiamo visto i bambini delle scuole elementari felici, abbiamo portato questo segnale positivo del CONI
E questo avviene non attraverso finanziamenti, ci vuole poco, ma attraverso materiale sportivo. Io credo che questo può essere non solo il progetto del CONI, ma anche chiederò alla Regione Veneto che diventi un patrimonio della Regione Veneto quello di fornire alle piccole società che hanno una grande difficoltà a sopravvivere i palloni, delle cose, le racchette da tennis, quel materiale che serve per proseguire nell'attività. Abbiamo bisogno noi, perché i nostri ragazzi e ragazze devono fare sport, perché sennò si perdono per la strada. Dopo i discorsi di rito e i ringraziamenti delle autorità presenti, a Megliadino San Vitale il presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle ha voluto anche lanciare un messaggio alla Regione per studiare un percorso comune per favorire la crescita dello sport perché diventi un punto di riferimento delle nuove generazioni. L'attenzione e il sostegno da parte del CONI verso anche i piccoli centri come Megliadino sono l'indicatore della presenza che dovrebbero avere le istituzioni a livello locale. Perché fare sport è particolarmente importante in questo momento? Noi abbiamo un grande problema, quello dell'abbandono allo sport. Fino ai 13-14 anni o attraverso i genitori, o attraverso gli appassionati o attraverso la scuola si riescono a dare un messaggio di sportività ai nostri ragazzi. Dopo i 14 anni, se non entro in una società sportiva, abbandonano lo sport, e abbandonare lo sport vuol dire diventare obesi, scegliere delle patologie che voglio dire pericolose per la crescita sana di una nazione, e voglio dire che sarà un costo anche per la sanità pubblica. Allora questo è quello che voglio dire, che investire in materiale sportivo per le società che riescono a non far pagare magari quote altissime ai ragazzi dopo i 14 anni vuol dire salvare dei ragazzi dall'andare a diventare obesi, a prendere deviazioni sociali, e poi questi costeranno la sanità. In tutto questo come può intervenire la Regione? Ma certamente adesso avremo una nuova giunta, io penso che sia un po' attenta a questi problemi e che lo sport sia considerato come una materia da studiare, da approfondire, ma anche da portare avanti, e chiediamo anche alla Regione che certi finanziamenti siano ben definiti e una parte vada per materiale sportivo. Mettiamoci attorno a un tavolo, studiamo il progetto, ma io credo che il Veneto, seconda regione in Italia come movimento sportivo, in questo debba essere considerato. Poi irrompete le righe per tutti di una mattinata ricca di soddisfazioni per la crescita dello sport all'interno delle comunità, grazie all'iniziativa promossa dal CONI Veneto.